Ed è buongiorno, buongiorno, benvenuti e bentrovati a questo nuovo appuntamento di Io Compro Siciliano Live, il nostro appuntamento quotidiano delle 12 tutti i giorni dal lunedì al venerdì. Noi iniziamo sempre nel nostro consueto modo ed è grazie 258.856 volte grazie. E qui voglio fermarmi un attimino. Volevo ringraziare tutti voi, lo faccio ogni mattina, lo sapete ormai da 6 mesi, e ogni mattina dico grazie a voi, e ho sempre detto grazie al meraviglioso popolo di Io Contro Siciliano. Oggi è una giornata sicuramente molto particolare, dopo quello che naturalmente sono sempre le novità legate a questo periodo storico molto difficile. Io però volevo dire a tutti noi che non dobbiamo assolutamente ora più che mai mollare. Lo dico sempre, non molliamo, cerchiamo di portare avanti con grande forza, con grande determinazione, con grande positività, anche gli aspetti assolutamente negativi legati alle nostre aziende, legati alle nostre attività e quindi legate a quello che di conseguenza sono anche le cose che accadono in famiglia, le cose che accadono ogni giorno nel nostro quotidiano. Però ora più che mai non dobbiamo piegarci, ora più che mai dobbiamo raccogliere le forze per reinventarci, per modificare, per utilizzare la comunicazione, per poter esprimere anche in maniera differente le nostre aziende, anche in maniera differente quello che noi siamo, anche in maniera differente la nostra arte. Non fermiamoci. Abbiamo bisogno l'uno dell'altro, abbiamo bisogno di far rete, abbiamo bisogno di fare sinergia, abbiamo bisogno di tanta positività, ora più che mai. E quindi grazie a voi e noi siamo pronti per iniziare questo nuovo appuntamento. Volevo ringraziare come sempre la regia, il mio regista Paolo Gatto, tutto il team di Io Compro Siciliano. Oggi sapete è giovedì e ogni giovedì abbiamo la nostra consueta rubrica del Chiedimi Pure a cura di Davide Morici, uno dei fondatori di Io Compro Siciliano. Oggi però abbiamo voluto dedicare questa puntata ad un ospite speciale. Oggi avremo ospite una grande organizzatrice di eventi. Lei è siciliana, vive tra Milano e Palermo. È una grande organizzatrice, è una grande imprenditrice e i suoi eventi sono poi il racconto di arte, musica, spettacolo, ma è soprattutto anche, e per questo l'abbiamo voluta proprio oggi con noi, lei porta avanti quelli che sono proprio i messaggi positivi, buoni, costruttivi, anche in questo periodo perché sapete anche art is work, gli artisti, anche loro vivono un momento di grande difficoltà, i teatri sono chiusi, gli eventi chiaramente bloccati. Allora parleremo con lei, con Stefania Morici, per parlare anche di come questo periodo può essere utilizzato per non fermarci e per, ripeto e sottolineo, non mollare. Bene, io vorrei a questo punto aprire le porte di casa nostra perché apro le porte di Io Compro Siciliano per accogliere la nostra specialissima ospite. Abbiamo con noi Stefania Morici. Ciao a tutti, complimenti ancora per quello che state facendo un lavoro straordinario. Noi ci siamo proprio sentiti durante il lockdown e avevate già, diciamo, una grande forza, una grande energia che trasmettevate, eravate agli inizi, però avete veramente fatto una piccola rivoluzione, ma grande, perché siete arrivati al cuore di tutti, perché anche se trattate realtà locali siciliane che hanno a che fare col commercio, con lo sviluppo economico della nostra isola, in realtà avete un'anima e uno spirito che parlano appunto di cultura, di diffusione di messaggi positivi, quindi insomma siete energetici e in questo momento, come dicevi tu, è importantissimo dare messaggi e valori importanti, ora più che mai, più di prima, perché ci aspetteranno mesi molto difficili e dobbiamo unirci e dare tutti noi un piccolo contributo perché come diceva qualcuno di
più importante di noi, sicuramente la bellezza può salvare il mondo. In questo momento la cultura, l'arte, tutti devono unirsi e dare messaggi di grande capacità di reagire, perché è un momento difficile, va affrontato, ma si passerà, diciamo, passerà presto. Insomma, io credo molto nella forza, nell'intelligenza, nella creatività dell'uomo che insomma ha superato nella storia momenti tragici, e questo è un momento che richiede sicuramente grande intelligenza e anche grande capacità di attesa, di una pazienza che magari per molti è anche motivo di stress, perché insomma non tutti hanno degli equilibri forti perché siamo bombardati dalla quotidianità, che spesso non è facile, da problemi economici che ovviamente sono purtroppo oramai una realtà che coinvolge tutti, dai più grandi ai più piccoli. C'è stato un impoverimento di massa, e quindi insomma non è facile, però dobbiamo impegnarci e dobbiamo veramente superare questo periodo, che sarà un periodo duro, ma ce la faremo, io sono convinta di questo. Noi oggi abbiamo voluto te, cara Stefania, proprio perché ehm, oggi parliamo di arte, oggi parliamo di quanto tu prima dicevi, facevi questa citazione proprio sulla bellezza che salverà il mondo. Devo dire, oggi è importante in questo periodo riuscire a reinventarsi. Io compro siciliano, voi sapete, è nato il giorno di Pasqua ed è nato proprio con l'intendimento di riuscire a partire dalle piccolissime cose. E per piccolissime cose noi lo diciamo sempre, basta guardarsi attorno a noi. Basta prendere un caffè, che è un semplicissimo atto quotidiano, e scegliere con la consapevolezza di bere un caffè con un'azienda che è un'azienda nostra siciliana, e questo non vuole assolutamente essere lo diciamo, un progetto di chiusura, vuole essere soltanto la possibilità di partire da noi, perché se ogni regione d'Italia facesse così, fa così, e noi abbiamo avuto tra l'altro altri esempi, è nato dopo Io Compro Siciliano, è nato Io Compro Calabrese, è nato Io Compro Veneto. Partiamo da noi e dalle piccole cose, e quindi se riusciamo a far forza, se riusciamo a far sopravvivere in questo modo tutte le aziende che sono vicine a noi, ma anche gli artisti, dico, in questo modo sicuramente ne usciremo un po' più forti e sicuramente anche un po' meno danneggiati. Questo è il grande messaggio che ci è piaciuto sin dall'inizio dare, ed è questa grande voglia di costruire e continuare a costruire senza fermarsi davanti agli eventi. Beh, Stefania, tu sei un'imprenditrice, sei un'organizzatrice di eventi, hai davvero organizzato eventi importantissimi, come dicevo poc'anzi, dal nord al sud. Infatti tu vivi un po' tra Milano e Palermo. Hai sicuramente questa grinta, ed è una grinta da donna, perché poi devo dire, forse le donne hanno un aspetto fondamentale nei tuoi eventi. Sì, per me è fondamentale. Io sono sempre cresciuta e ho vissuto e ho respirato anche l'arte, il lavoro che ho fatto tra donne, quindi fortunatamente poi ci sono differenze tra nord e sud, purtroppo ancora da superare e da analizzare, perché appunto a nord c'è più solidarietà tra donne, cioè io non ho mai avuto invidia, proprio anzi ammiro chi è più di me, quando riconoscono una donna capacità, intelligenza, bellezza anche fisica, perché oggi ci sono donne bellissime ma che non basano tutto sulla bellezza. Quindi insomma, quando riconosco una donna con grandi capacità, io rimango proprio, mi innamoro di quella donna, quindi insomma amo fare sinergia. Qui a sud ancora non è così scontato, forse perché ci sono meno possibilità lavorative, e quindi magari chi detiene ruoli di potere, appena vede qualcuno che ha una creatività o qualcosa, invece di incoraggiare,
tende a isolarla. Insomma, ho visto queste differenze e questo mi dispiace. Insomma, io spero che le donne in Sicilia facciano rete. Io credo molto in questo. Ho fatto proprio l'anno scorso un evento che era Palermo delle donne, creando una sinergia anche tra nord e sud, perché appunto ho fatto arrivare qui tantissime testimonianze anche di donne da fuori, ma poi coinvolgendo poi le donne più in gamba sia nel settore culturale che in quello imprenditoriale, e appunto analizzavamo proprio tutte queste tematiche legate all'universo delle donne, perché ancora purtroppo le donne rispetto agli uomini soffrono anche nel mondo del lavoro, non hanno gli stessi privilegi che spesso invece un uomo con più facilità si trova, insomma, ha più facilità in generale, insomma. Però vedo che anche qui quelle donne che hanno dei ruoli importanti spesso non aiutano le donne, insomma, è solo un'apparenza, insomma, ma poi in Dicevi realtà non invece c'è. quello che dicevi tu, Sì, Stefania, è importante perché dicevi è bello immaginare di dare un messaggio comune. Tra l'altro tu quando tratti i temi legati proprio alla donna, analizzi questo tema dalle mille sì, sì, sfaccettature sì, e non proprio. abbandoni mai nell'organizzazione dei tuoi eventi. E questa è un'altra cosa che mi piace sottolineare degli eventi organizzati da Stefania Morici, è che pensi sempre ad un aspetto sociale. I tuoi Sì. eventi devono sempre avere un aspetto sociale, questo per dare chiaramente un messaggio forte. Senti, leggiamo qualche messaggio da parte dei nostri amici che seguono la nostra Ok. diretta e poi vorrei entrare dentro ad alcuni eventi molto particolari perché c'è davvero tanta fantasia nell'organizzazione dei tuoi eventi. Leggiamo Grazie. qualche messaggio. C'è Rosalba Gambino insieme. Rosalba è stata tra l'altro proprio ieri ospite all'interno del nostro live. Ne approfitto per salutare Rosalba, ma per salutare tutto il mondo e tutte le aziende che sono all'interno del nostro marketplace. Visitate il nostro portale legato al Made in Sicily con le eccellenze Made in Sicily. Cominciamo da noi, www.iocomprosiciliano.com. Sarà un viaggiare attraverso i nostri prodotti, attraverso le nostre aziende, attraverso la nostra arte, perché ci sono tantissime artiste, Rosalba lo è, ci sono tanti ceramisti, ci sono veramente tante eccellenze. E poi c'è la parte quella bella legata anche alla tradizione dei nostri piatti, perché pensate, Mariano Carbonetti, che è proprio qua, adesso sto leggendo il suo messaggio, è uno chef che è antropologo di piatti antichi, degli antichi piatti conservati all'interno, le ricette conservate all'interno dei cassetti delle nostre nonne, ma ancora di più le antiche ricette dei monasteri. Ebbene, lui ha fatto una selezione, le ha portate all'interno del nostro marketplace, quindi viaggiate in www.iocomprosiciliano.com e leggiamo proprio il messaggio di Mariano che dice complimenti a Stefania Morici, cominciano ad arrivare i complimenti per te, Grazie. grandissima eccellenza siciliana, io sono d'accordo proprio col nostro chef, è vero, grandissima eccellenza. C'è Giuseppe Grazie. Bertini, buongiorno. Anche Giuseppe è un caro amico, Giuseppe è anche lui un'eccellenza. Lo avremo presto perché Giuseppe vogliamo di nuovo averti ospite con noi, anche lui collabora in tanti eventi con Io Compro Siciliano, quindi un caro messaggio. Marzia Monreale, la nostra caporedattrice, dice buongiorno Katusca, un saluto alla nostra grande ospite, passione, Ricambio. vita, talento e positività. Marzia, è proprio Grazie vero. mille, Marzia, grazie. C'è Sabri Caruso, anche lei, all'interno del nostro marketplace. Abbiamo Sabri Caruso, lei ceramista. Buongiorno a tutti voi. La forza delle donne finalmente si fa strada. Felice giornata. Ciao Sabri, un bacio. Abbiamo Ciao. Nino Illeci che dice ciao Katiuska, ciao a te Nino. Tutti gli artisti possono dare colore al grigio di questi giorni. Chi meglio di quelli coloratissimi siciliani? Nino, un bellissimo messaggio, è proprio vero. C'è il Faraone Palermo, ciao caro amico, grazie per essere collegato con noi anche oggi. Dice buongiorno carissima amicuzza Catiuscuzza, trasmettitrice di speranza, positività e sorriso. E anche a Stefania, Davide, altrettanto, viva l'arte. Ed è sì, ed è proprio così, viva l'arte. Senti Stefania, tu hai tanta grinta, quella grinta che diceva poc'anzi Marzia, ma anche gli amici che stavano scrivendo proprio sul nostro
sul nostro live, hai tanta grinta, ma hai anche tanta fantasia. C'è per esempio un evento che mi piacerebbe tu raccontassi perché hai fatto una cosa meravigliosa, perché sei riuscita a riempire una piazza di cuori, insomma, vogliamo parlare di Rosalia, Rosa mia? Allora, questa è stata un po' una sfida perché venivamo appunto dal lockdown e devo essere sincera, è stato difficilissimo trovare dei protettori, insomma, dell'arte, perché insomma, anche se è stato un evento che abbiamo cercato di realizzare contenendo i costi, comunque c'erano delle spese vive da affrontare. Quindi, insomma, venendo dal lockdown non è così facile trovare aziende disposte a investire, a regalare qualcosa alla città, perché secondo me ancora per molti non si capisce che l'arte in realtà poi dà lavoro agli artisti, dà lavoro alle maestranze, dà lavoro a chiunque insomma poi nel settore, anche il semplice trasportatore che viene a portare la merce. Quindi insomma quelle spese vive vanno comunque sostenute. E, insomma, venivamo da un periodo, quindi è stata proprio una sfida. Cioè, a un certo punto ho detto, vabbè, non ce la faccio perché insomma, l'artista, che è un artista eccezionale che io adoro, che è Angelo Cruciani, che ho contattato perché lui aveva fatto un progetto simile a Milano, aveva riempito Piazza Duomo con 2000 cuori, facendo diventare Piazza Duomo un cuore gigantesco. L'aveva fatto proprio durante il lockdown. Allora, appunto, io chiamando Angelo, ho detto Angelo, guarda, dobbiamo fare una cosa simile anche a Palermo, però non ripetere ovviamente quello che hai fatto tu, perché lo facciamo per Santa Rosalia, prendiamo il simbolo della nostra patrona che è il fiore senza la rosa senza spine e riempiamo la cattedrale e poi abbiamo scelto anche altre piazze con questo messaggio, che è questo messaggio di speranza, di amore, di positività, perché appunto come sai purtroppo il lockdown ha impedito sia il festino che tutte le celebrazioni religiose, cioè anche la chianata è stata annullata. Quindi secondo me era importante dare un messaggio forte a Palermo, ai palermitani, a tutti i fedeli e non, perché poi alla fine non credo che l'arte debba rivolgersi solo a una determinata categoria di persone o deve rivolgersi veramente a tutti. E infatti ci siamo riusciti, insomma, abbiamo creato questo evento che ha persino poi ricevuto la benedizione del Santo Padre Francesco e per noi è stato un momento di grande magia, di grande emozione, perché siamo riusciti nel nostro intento, che è quello proprio di regalare un po' di forza, di amore e un messaggio di speranza e rivolgere poi alla nostra patrona anche una preghiera, visto che insomma non, uno sguardo che da terra andasse verso il cielo, perché appunto abbiamo bisogno in questo periodo di unire fede, speranza, pensieri positivi, ottimismo, per veramente per sconfiggere queste difficoltà che sono momentanee. Io credo fortemente che usciremo da questa situazione. Quindi diciamo che l'arte in questo momento più che mai deve diventare un veicolo di messaggi, non può diventare fine a se stessa, non puoi fare uno schizzo, buttarlo lì solo per questo momento. Secondo me noi abbiamo, ma chiunque anche in altri settori, dobbiamo cercare di lanciare dei valori importanti di cambiamento perché è un momento che è difficile, cioè basta accendere un telegiornale o collegarsi a internet e siamo bombardati da un terrorismo psicologico, mediatico, si sente sempre parlare del Covid, di morte e quindi non è facile perché noi fino a qualche giorno fa vivevamo in assoluta libertà. E poi questa è la forza poi di noi esseri umani in generale, che non pensiamo mai alla morte, perché se pensassimo alla morte non usciremmo più dalle nostre case, insomma. Quindi adesso invece c'è una realtà che ci costringe a pensare alla nostra salute, quindi anche quando stai bene comunque hai quest'ansia che ti può succedere da un momento all'altro quello che è successo magari al vicino di casa e quindi finire intubato o finire in ospedale e quindi insomma è un momento difficile e allora Stefania, dobbiamo usare la testa. ti interrompo un attimo perché io prendo sempre spunto da quello che tu dici, sono parole veramente molto belle e mi piacerebbe condividere alcuni passaggi di quello che tu stavi dicendo. Sicuramente è un momento difficile ed è un momento di grande riflessione.
è proprio su quello che è la riflessione, su quello che è il valore delle cose ed è su questo che proprio bisogna riflettere. Quando parliamo di quella che è l'identità anche legata a ciò che noi siamo, ma è un'identità che ha dietro veramente questo vocabolo, questa parola veramente dietro tanto. Perché se riconosciamo in questa identità ciò che siamo, ciò che facciamo, ciò che vogliamo costruire, secondo me c'è veramente un po' sciogliere la matassa, è riuscire a comprendere realmente quello che fino adesso abbiamo fatto, riuscire a comprendere veramente il valore delle cose vere, delle cose semplici. Ed ecco perché dico sempre, fermiamoci a riflettere, forse questo è il periodo giusto per fermarsi un attimino a riflettere, prendere coscienza. Sicuramente devo dirti, Stefania, ti parlo un po' per vissuto ed è il vissuto non solo personale di Katiuska, ma anche il vissuto attraverso Io Compro Siciliano. Io ad oggi devo dire, chiaramente scrivo all'interno del nostro gruppo, leggo attraverso i messaggi che il popolo di Io Compro Siciliano scrive nel gruppo e ti confesso, Stefania, che mi commuovo. Mi commuovo perché, devo dirti, vedo tante aziende che pubblicano i loro post, vedo tanti artisti che pubblicano le loro riflessioni. La cosa molto bella è ad oggi continuare a leggere, e forse è un po' quello che è accaduto 6 mesi fa. Oggi chi scrive e dice grazie perché ho avuto un'opportunità, grazie Io Compro Siciliano, perché ho avuto veramente la possibilità di avere una vetrina nel mondo. Ma quando dico una possibilità di una vetrina nel mondo, dico sul serio perché molte aziende che oggi tra l'altro sono anche all'interno del nostro marketplace, sono aziende che hanno vissuto l'esperienza di non arrendersi. Ecco, ciò che voglio dire è non arrendiamoci, non arrendiamoci, non molliamo. Realmente, anche se viene difficile, perché poi bisogna fare un po' i conti col quotidiano, i conti col quotidiano. Allora dico, trasformiamo, modifichiamo, cerchiamo di prepararci ai tempi. Noi al venerdì, quando facciamo l'appuntamento con Giuseppe Giorgiani, che è l'altro ideatore e fondatore di Io Compro Siciliano, noi diciamo sempre modifichiamo anche il modo di ciò che abbiamo fatto sino a ieri. Noi, Stefania, con te ne abbiamo anche parlato, ci sono tanti bellissimi progetti tra Stefania Morici, Io Compro Siciliano, che sono progetti che modificano anche il consueto modo di organizzare chiaramente in questo momento eventi. C'è un nuovo modo che si chiama poi comunicazione, no Stefania? Cioè, c'è un nuovo modo oggi, un organizzatore di eventi importante come te modifica anche mentalmente la proiezione dell'organizzazione di un evento. Sì, assolutamente. È quello che io nel mio piccolo faccio quotidianamente, perché in questi giorni non è facile, ne parlavamo prima, e per esempio adesso sto cercando di organizzare degli eventi nelle difficoltà ovviamente di questo periodo, che non è facile, pure perché lo smart working, la gente non risponde al telefono, paradossalmente i tempi si sono allungati, anziché velocizzarsi è diventato tutto più complesso, quindi anche una semplice richiesta di patrocinio su internet, a volte cioè, scaricare le marche virtuali, tutto, guarda, è diventato veramente complesso. Quindi la gente è un po' demoralizzata, però in questa diciamo sfiducia nel quotidiano che molti hanno, si sbaglia in una cosa importante, cioè se tu tanto non devi lavorare, cosa fai a casa? Cioè ti deprimi, ti lasci sopraffare da tutto quello che sta accadendo. Secondo me l'arte, la cultura in generale, non è come vendere acqua, capito? Quindi l'arte comunque viene fatta non solo per uno scopo economico, quindi chi è artista, e lo è veramente, crea anche non sempre pensando a un guadagno. E in questo momento molti artisti si sono un po'
pensano solo al lato economico, e questo è il concetto, quindi sono caricati tutti i giorni da questo fatto che non possono vendere, non hanno, in questo momento il mercato dell'arte è fermo per la maggior parte, perché poi insomma non è così in generale, però comunque per quelli che non sono grandi artisti, ovviamente in questo momento fanno fatica e quindi si fanno sopraffare da questo pensiero. Invece io penso che comunque la realtà è che dobbiamo stare molto spesso a casa e questo deve essere un periodo di studio, dobbiamo rimetterci in moto, dobbiamo pensare al dopo, ma anche in questo momento a dare un messaggio. Quindi se tu sei un attore, magari collegati in internet e leggi una poesia, se sei un pittore, regalaci un momento della tua creatività, perché veramente sento oramai solo lamentele, che è giusto che ci siano, insomma, è giusto sottolineare, ma ci sono modi e modi, ci può essere sia quello che anche la volontà di far capire quello che siamo, non dobbiamo diventare altri da noi stessi. Molti in questo momento io non riconosco più, in questi giorni per esempio sto facendo un progetto straordinario per Milano e ho coinvolto diversi artisti che hanno accettato con entusiasmo, eccetera. Faremo un progetto molto, molto speciale per Milano, che però avrà carattere nazionale. Però ho contattato delle persone a cui io ero molto affezionata proprio, quindi ci sono rimasta male appunto di dire no, io non voglio fare nulla, però non faccio nulla. Quindi li ho trovati proprio spenti e in attesa di qualche miracolo, siamo noi il miracolo arriva da noi stessi, in questo momento dobbiamo cambiare proprio la nostra ottica e la comunicazione è fondamentale, qualsiasi cosa che venga fatta deve essere pensata proprio per comunicare il nostro cambiamento, perché stiamo cambiando, è cambiato il nostro modo di vivere, è cambiata la nostra fisicità, cioè non ci sono più contatti, dobbiamo cercare di far arrivare la nostra umanità anche attraverso lo schermo, cioè io l'altra volta ho visto la tua commozione quando avete presentato il progetto con il presidente della regione, insomma tu ti sei commossa quando avete siglato l'iniziativa e quindi insomma secondo me cioè, tu dai anima a tutto questo progetto, cioè dietro dei marchi, dietro delle aziende ci sono persone che credono, persone che hanno voglia di mettersi in gioco, cioè il lavoro non è solo, o io ci riflettevo l'altra volta, per me il lavoro è anche la mia fantasia, la mia creatività, quindi è la mia personalità. Se io dovessi improvvisamente stare a casa solo a cucinare e badare alla famiglia e basta, probabilmente diventerei un'altra cosa da quella che sono io adesso. Quindi per molti il lavoro non è solo lavoriamo per portare a casa il pane, è anche un modo di essere. Allora non ci dobbiamo dimenticare cosa siamo noi, chi siamo. E quindi secondo me è importante mantenere una propria identità e darla agli altri che in questo momento hanno bisogno di sentirsi vicini a qualcuno e magari se sono un po' più deboli di aggrapparsi a chi invece ha più coraggio e più voglia di mettersi in gioco. Quindi dobbiamo un po' trascinare magari quelle persone che sono più in difficoltà in questo momento. E io Quindi ti ringrazio per queste bellissime parole che ci hai dedicato e soprattutto a a questo grande messaggio veramente positivo e propositivo. Questo è il messaggio naturalmente per tutti noi carissimi amici e io oggi sono molto felice di aver avuto Stefania Morici ospite perché ci ha trasmesso veramente il suo grande amore, il suo grande entusiasmo, la sua grande grinta, il suo talento. Così deve essere, così deve essere. Osserviamo tutto con una luce. Il bicchiere è sempre non mezzo pieno, guardiamo il bicchiere sempre pieno, anche con le riflessioni che conosciamo e che sappiamo, però cerchiamo insieme di non mollare. esatto. Ancora qualche saluto ai nostri amici che scrivono all'interno della nostra trasmissione. Grazie per essere stati con noi. C'è Dora Mirabello, c'è Amalia Lopinto,
Ci sono altri messaggi da parte degli amici in video party, ma non riesco a leggerli qui in diretta, quindi la prossima volta scriveteci direttamente sulla nostra pagina. Siamo arrivati proprio agli ultimi secondi. Beh, sapete che il nostro appuntamento si rinnova sino al venerdì. Domani, puntuali alle 12, avremo la nostra rubrica del Chiedimi Pure a cura del dottor Giuseppe Giorgianni, uno dei fondatori di Io Compro Siciliano. Al venerdì, Stefania, parliamo di internazionalizzazione, perché noi diciamo sempre che questa Sicilia la vogliamo nel mondo e vogliamo il mondo nella nostra bella Sicilia. E come sempre, sapete, risponderemo ad uno dei vostri messaggi, quindi mandateci la mail chiedimi pure @iocomprosiciliano.com e saremo ben felici di darvi un suggerimento, perché Io Compro Siciliano diventa anche supporto per le nostre aziende, per le vostre aziende, e ancora parleremo di bandi. E aggiungo, Quindi seguiteci. voglio aggiungere proprio in base alle tue parole, proprio perché insomma vi coinvolgerò, oramai siamo un'entità, secondo me, bisogna creare veramente squadra. Proprio a proposito di internalizzazione, abbiamo praticamente pensato adesso a far diventare Palermo capitale dell'umanità, quindi c'è un progetto specialissimo che per Palermo sarà una bomba di energia che la metterà appunto al centro del mondo con un artista che io adoro, che è Marco Nereo Rotelli, che è appunto innamorato della Sicilia, cioè quindi vuole far diventare Palermo capitale dell'umanità, con un messaggio di spiritualità, di bellezza, di luce e armonia da rivolgere a tutto il mondo. Insomma, stiamo lavorando in questi giorni anche per questo, quindi insomma Io Compro Siciliano, con la sua rete di persone che credono in quello che fanno e che credono nella bellezza del proprio lavoro, della bellezza delle relazioni. È importante che ci sia, insomma, in questa speciale iniziativa. Quindi mi auguro che ne parleremo presto anche di questo. Assolutamente, noi ti aspettiamo, anche perché è una così Grazie. bella donna, una così bella imprenditrice. Quando si parla di arte e artisti, noi siamo felici di aprire le nostre porte. Grazie Stefania Morici Grazie a per te, essere grazie a stata voi, grazie a con di noi. tutto. Io Grazie. ringrazio il mio regista Paolo Gatto, tutto il team, ringrazio tutti quanti voi, ma sapete che per chiudere abbiamo bisogno di questo. Stefania, potresti avvicinarti alla camera? Vieni qui più vicino. Adesso dovresti ripetere con me. Io Compro compro siciliano. siciliano, mi raccomando. Ci piace! Grazie per essere Ciao a stata con noi, tutti, meravigliosa ciao. Stefania. Ci vediamo domani alle 12. Sigla! Ciao a tutti, ciao. Ciao Stefania!